Ecco, quello che chiedevo al nostro ospite, se l'essere vittima è diverso, cioè vittime sono vittime, però ci sono delle modalità diverse che avete riscontrato da una parte d'Italia rispetto all'altra, anche il modo in cui si può essere vittima. Assolutamente, allora ogni storia è differente, perché? Perché ogni familiare è differente. C'è chi all'inizio ha detto no, non me la sento e poi talvolta in qualche caso non siamo riusciti a convincere la persona a parlare, a raccontare, ad aprirsi. Ma per paura o perché il dolore del ricordo è fresco? Cioè solo in un caso per paura, tutte le altre volte è perché il dolore era troppo grande, il dolore non era stato mai superato. Ci siamo accorti che certe storie non sono storie che si sono concluse anche in via giudiziaria bene, sono storie che attendono ancora giustizia, e quindi basti pensare che in questo libro non ci sono i nomi delle note, giustamente, delle note vittime di mafia come il dottor Falcone e il dottor Borsellino. Abbiamo parlato degli altri, quelli che sono stati dimenticati, vittime minori, le cosiddette vittime minori che sono state dimenticate anche dalle istituzioni, che per anni... Io qua l'ho letto a caso, così prima stavo leggendo fuori onda perché ho aperto proprio a caso, di una signora, adesso si può fare il nome perché tanto è scritto, Anna Rosa Tarantino, 30 dicembre 2017, quindi pochi anni fa, vittima di una pallottola vagante, risulta essere l'anziana sarta Anna Rosa Tarantino, muore all'età di 84 anni a Bitonto. Guerra tra due clan mafiosi, cioè Bitonto magari un luogo che adesso tanti reputano un paese da visitare durante l'estate, turistico, eccetera. Ed è sicuramente da visitare, anche perché il Comune ha aderito all'associazione Avviso Pubblico, ha aiutato i familiari nel processo che è seguito, quindi c'è stata una rivolta della società civile che è scaturita, molto importante, a Bitonto comunque si può andare, ecco, però ci sentivamo in dovere di raccontare la storia di una vittima, di una signora anziana che purtroppo è stata uccisa da una pallottola vagante mentre andava a messa. Quindi per far capire anche la brutalità di queste azioni che rimangono un nonsense, perché come poi puoi spiegare a qualcuno che è venuto a mancare la nonna in questo caso o la mamma di qualcuno, perché? Perché non era mica colpa sua se in quel momento attraversava la strada, era colpa dei mafiosi, e spesso in questo caso talvolta le cronache giornalistiche sbagliano quando dicono vittima per errore. No, non ha colpa lei, non ha nessun errore, l'errore l'hanno commesso i mafiosi. Ecco, noi abbiamo inserito la signora Anna Rosa Tarantino nel capitolo nel posto sbagliato ci sono gli altri, perché spesso si dice era il momento sbagliato nel posto sbagliato. No, lei era nel posto giusto, erano gli altri nel cosiddetto posto sbagliato, ma come lei tante altre persone. Guardi, dottoressa Cognito, è veramente un libro, non perché io l'ho curato, ho scritto qualche racconto, ci ho creduto, soprattutto infatti, ma perché c'è l'impegno veramente di 50 persone che hanno deciso di impegnarsi per raccontare queste storie che emergono dal passato, dal 1943-44. Però sono tante sono molto recenti, perché io vedo qui date anni 80, 90, 2000. Esatto, e molti altri da allora fino ad adesso, quindi ad arrivare fino al presente, per far capire come il problema delle mafie, anche se talvolta lo sentiamo noi veneti lontano, è un problema che ci riguarda sempre e ecco, qui si parla anche di vendette trasversali, no? Di fratelli, nipoti, figli che vengono coinvolti in queste vendette, quindi non è tanto un caso, purtroppo la mafia ti colpisce anche trasversalmente senza essere direttamente coinvolto o volerlo necessariamente essere. Avviene anche qui al nord-est questa fattispecie di radicamento tale per cui poi si ha paura. Esatto, si ha paura in questo senso, o è una cosa tipicamente di altre parti del nostro paese? Allora, a mio giudizio, per quanto riguarda le storie raccolte che avete, naturalmente. Allora, noi fortunatamente non abbiamo riscontrato omicidi di questo tipo, però se leggiamo bene le sentenze che sono passate, anche di operazioni come l'operazione Serpe scaturita dall'inchiesta sul caso Aspide, vediamo che
le vendette trasversali, ovvero il colpire il familiare di un imprenditore che non era in grado di pagare il pizzo o l'estorsione in questo caso, accadeva. Cioè essere vittima, come diceva lei prima, in che modo noi siamo vittime? Vittime talvolta si è quando si è uccisi, ma vittime si è anche quando si viene minacciati dalla mafia, o vittime addirittura sono quelle vittime che fortunatamente riescono a sopravvivere a una strage di mafia e poi non se li ricorda più nessuno. Noi abbiamo ad esempio inserito il racconto che ci ha donato, noi diciamo sempre donato perché è un dono quello che ci fanno queste persone, di Giovanni Paparcuri. Giovanni Paparcuri era l'autista giudiziario del magistrato Rocco Chinnici, colui che ebbe l'intuizione di creare il pool antimafia e fu poi ucciso nel 1983 dai corleonesi, dalla mafia che stava cambiando ed era già finita nelle grinfie di Totò Riina e dei suoi scagnozzi. Ecco, in quella strage muore il dottor Rocco Chinnici, muoiono due agenti della scorta, Trapassi e Bortolotta, muore Lisacchi, il portiere dello stabile in cui abitava Chinnici, sopravvive Giovanni Paparcuri. Lui ha avuto la sfortuna di dire: ma io sono vittima, perché nessuno parla di me? Fortunatamente ora lo fa, lo conoscono, è stato anche nominato cittadino onorario di un paesino padovano che ha donato la cittadinanza onoraria a Giovanni Paparcuri. In questo momento mi sfugge il nome, poi mi verrà in mente sicuramente dopo, quando finisce la trasmissione. Però è stato nominato cittadino onorario perché è venuto qua nel Padovano a parlare, a raccontare la sua esperienza. E Giovanni Paparcuri, dopo essere sopravvissuto alla strage di Rocco Chinnici, è diventato l'aiutante del dottor Falcone e del dottor Borsellino. Lui lavorava con loro nel bunker del Tribunale di Palermo, dove questi grandi magistrati hanno creato il maxi processo, dove hanno creato l'ordinanza da cui poi è scaturito il maxi processo. Sono storie che ritornano. Giovanni Paparcuri è sopravvissuto alla strage, collaborava con Falcone, qualche anno fa è stato nominato cittadino onorario qui nel Padovano. È una storia bellissima. Assolutamente. Ci sono delle altre storie che riguardano anche il nostro territorio? Sì, noi abbiamo ricordato nel libro, abbiamo dedicato un racconto a Matteo Toffanin, la vittima di mafia di Padova, in via Guizza, e la sua fidanzata dell'epoca, Cristina Marcadella, è una nostra cara amica. A lei abbiamo dedicato un racconto, noi la conosciamo, ci siamo parlati un sacco di volte, abbiamo ascoltato il suo dolore. Lei non l'abbiamo intervistata per poi ricavare un racconto, noi l'abbiamo ascoltata tante volte che ormai volevamo dedicare una storia non soltanto al suo fidanzato Matteo Toffanin, che appunto non è più vittima di mafia, ma anche a lei che è sopravvissuta quel giorno. Quel giorno lei ha riportato delle ferite alle gambe e che purtroppo le hanno causato anche dei problemi che sta tuttora superando, ovviamente. Parliamo degli anni 90, ma è una storia che ci riporta ancora all'impegno quotidiano di oggi, perché Cristina Marcadella, con il presidio di Libera Padova, va in giro nelle scuole a raccontare la sua storia e a far conoscere ai ragazzi di Padova e del Veneto che Matteo Toffanin è una vittima della mafia e stava qua proprio a Padova. Cos'era successo in quell'episodio? Uno scambio di persona. Lui è stato ucciso, esatto, lui è stato ucciso perché quel giorno stavano tornando dal mare e aveva chiesto Matteo allo zio di guidare la sua macchina in cui viaggiavano Matteo e Cristina. E Cristina, sfortunatamente nella stessa via in cui abitava Cristina, abitava anche un signore, che signore proprio non era, probabilmente un mafioso, non facciamo nomi, abitava un mafioso e che aveva tra l'altro la stessa macchina che era stata prestata a Matteo quel giorno, e per uno scambio di persona Matteo perde la vita e Cristina, era ferita ed era traumatizzata. E quindi questo ci fa capire come quelle storie che spesso sono dimenticate, magari perché c'è un morto, in questo caso Matteo, ma c'è anche una vittima che sopravvive. Quella vittima, quella signora, quella ragazza che oggi è una donna, abbiamo il dovere di ascoltarla e di capire il suo dolore e capire la sua tragedia. Ci sono vittime che invece sono coinvolte
Quindi vittime, sì, di fatto sono persone che hanno perso la vita, però famiglie che in realtà sono coinvolte, di famiglie coinvolte nella mafia. Abbiamo dedicato un capitolo particolare alle donne. Perché? Perché nei nostri studi ci siamo accorti che molte vittime femminili legate all''ndrangheta erano quelle che erano doppiamente vittime, perché subivano magari le trasversali. Poi ci siamo accorti che alcune storie invece finivano con la donna dell''ndrangheta che per contrastare il potere familiare dell''ndrangheta usava la libertà personale del proprio corpo. Cosa voglio dire? Che secondo l''ndrangheta, secondo una cultura sbagliata, maschilista, predominante, la donna è proprietà del marito, proprietà dell'uomo mafioso, e ovviamente anche se l'uomo è in carcere, la donna, o addirittura il mafioso è stato ucciso, la donna deve portare ad esempio il lutto perenne, deve portare avanti, deve essere il sacro focolaio che porta avanti le regole dell'onore maschile. Ci sono stati casi in cui le donne hanno usato il proprio corpo e sono, tra virgolette, cioè qualcuno dice erano adultere. No, semplicemente facevano quello che volevano, perché il marito era stato ucciso magari, non era più, però venivano uccise lo stesso. C'era chi diceva il fratello che uccide la sorella perché si era sposata con un ragazzo che apparteneva a un'altra etnia. Quindi abbiamo raccontato queste storie tragiche che purtroppo la macro storia delle mafie spesso si dimentica di raccontare. In sintesi, siamo arrivati un po' alla chiusura. Sì. Che messaggio lascia questa raccolta di storie, questo ripercorrere un po' tutto il nostro paese, perché poi ci si sofferma nella realtà del nord-est, del Veneto, per dire attenzione, esiste, bisogna stare sempre attenti, perché quando meno se l'aspetta, pur nei momenti di difficoltà e di crisi, e questo è uno di quei momenti, si potrebbe diventare vittima, tra virgolette, di giochi che poi portano a contatto con la mafia. Ho detto giochi nel senso no, assolutamente, sono giochi di potere, sono giochi di potere, sono giochi ma perché poi nella necessità di denaro sappiamo benissimo come funziona. Quindi qual è il messaggio che volete portare? È un messaggio, quello legato personalmente al libro, è un messaggio di speranza, è un messaggio di amore, perché dobbiamo ricordare queste storie, ricordarle e raccontarle. I familiari più passano gli anni, più giustamente invecchiano, e un domani non ci saranno. Li auguriamo il più tardi possibile, e noi dobbiamo essere, le nuove generazioni devono essere portatori quindi di quelle storie. Il messaggio invece alla società civile è quello di stare attenti, di stare molto attenti, perché sappiamo che è un periodo duro, sappiamo che il Covid sta mettendo a dura prova tutti, la pandemia, talvolta anche l'incapacità di trovare delle soluzioni, e in questo caso gli imprenditori ovviamente si trovano di fronte ad affrontare una crisi economica senza precedenti, o meglio che ci riconduce a quella del 2008-2009, sappiamo cosa ha provocato nel nord-est, però state attenti davvero, perché quando si entra nel giro poi, come ha dimostrato il caso di Eraclea, come hanno dimostrato il caso di altri casi, Aspide, anche Verona, poi, Verona, Vicenza, poi è difficile uscirne e serve ancora più coraggio. Assolutamente. E allora, morire di mafia, la memoria non si cancella, la memoria non si deve cancellare, perché deve servire da monito anche per il presente e poi per il futuro, per le giovani generazioni, ma anche per le generazioni presenti, perché poi sono quelle più operative e più esposte. Grazie Francesco Trotta, grazie Trotta di essere stato qui con noi, grazie all'associazione Cosa Vostra, e a voi naturalmente di averci seguito. Vi lascio alla pubblicità, augurando buon lavoro al nostro ospite. Ci ritroviamo insieme dopo, la trasmissione continua.